Pablito, l'ultimo gol, lo segna dopo aver dribblato i paletti della burocrazia. Il grande indimenticato campione ha un legame indelebile con Vicenza e coi colori biancorossi. La città vuole ricordarlo intitolandogli il largo davanti allo stadio dove Paolo Rossi ha iniziato la sua epopea calcistica. E oggi, finalmente, arriva anche l'autorizzazione della prefettura. Ma non è stato facile. Approvata dalla sovrintendenza, la nuova denominazione toponomastica aveva ricevuto un parere consultivo negativo da parte della Deputazione di Storia Patria di Venezia e dall'Istat per la somiglianza con la già esistente Via Alessandro Rossi. Valutazioni che però non sono state accolte dal prefetto Pietro Signoriello, che, considerato che quella esistente è una via, mentre quello che si vuole realizzare è un largo, e valutata la distinzione tra i due Rossi, uno il grande imprenditore scledense, l'altro Paolo, il pallone d'oro, ha concesso il definitivo via libera all'intitolazione. Ora non c'è che da realizzare il progetto. La targa verrà posata già a settembre di quest'anno, mentre i lavori inizieranno con la fine della stagione sportiva 2021-2022, quando una parte di via Schio a Vicenza verrà trasformata in un piazzale coi simboli iconici di Pablito. Ci sono dei simboli importanti, due scarpe da calcio che sono delle aiuole, quindi in quella forma, la forma di un'altra aiuola, il numero 9, che simboleggia il numero di Paolo, e poi soprattutto anche un pallone che rappresenta il pallone d'oro di Paolo. Noi lo ricorderemo con una statua al centro del numero 9, una pavimentazione pregiata in finto porfido o trachite, delle aiuole laterali a dare decoro di una piazza che sicuramente sarà anche il centro, un altro centro della città di Vicenza. Un progetto da 250.000 euro che, oltre all'area pedonale, prevede una nuova illuminazione a LED, panchine e il rifacimento della facciata principale e del muro est dello stadio, dove trionferà una gigantografia di Paolo Rossi, perché quel che è stato resta, è vivo e la memoria non si cancella.